traffico, veramente. E Vecco ha vinto la over 80, ho già capito. Io non sono riuscito a ingranare a livello di passo, non sono riuscito a ingranare perché proprio 6 e 9 così tanto lento. No, l'ho fatto meglio, ho fatto 15esimo. Che do coglioni. Ho fatto una fatica della Madonna a ingranare, porca troia. Ebbene sì, avete capito bene, non potremmo fare sorpassi fino all'uscita dalla parte interna. Almeno non corro il rischio di perdere posizioni in partenza, meglio di niente. Uno è andato. No, sono uscito piantato dalla S prima del pettine. Il pilota dietro mi ha passato forzandomi sulla parte non gommata, facendomi perdere 4 posizioni. Sarà durissima e dovrò difendermi con ogni mezzo. E vabbè, manco a fa così, però dai. Sportivamente però Gatto Puma mi ha ridato la posizione, anche se ne ho persa una nel frattempo. Adesso devo veramente andare giù tutto per recuperare. Perfetto, ho ripreso il gruppetto davanti a me sfruttando un po' la bagarre che hanno fatto. Ma dietro dovrò fare attenzione a Gatto Puma che mi è letteralmente incollato. Lo sapevo che andava a finire così. Classica bussatina dietro che ti fa andare lungo e Gatto Puma mi ha passato. Stavolta lo lascio andare però, così mi accodo un po' e lo sfrutto per recuperare un po' di terreno. Finalmente, il karma si è svegliato e anche gli altri sbagliano. Ma sapete come si dice, no? La fortuna aiuta gli audaci, per cui testa bassa e devo continuare a spingere. È l'unica cosa che posso fare. Una grippa posteriore, ma proprio grippa.
sì, probabilmente avrei dovuto spostare ancora più indietro il sedile per avere più peso sulle ruote posteriori, perché l'eccessivo peso sul davanti va a generare una sorta di effetto compasso che fa sbilanciare il kart e non mi dà la sicurezza per andare forte. L'inserimento di questi RT10 mi ha preso in contropiede, per cui devo cercare di limitare i danni. Quanto è difficile il pettine in queste condizioni. Altro pilota girato, quasi in traiettoria, schivato all'ultimo e fortunatamente guadagna un'altra posizione. Siamo tutti molto vicini, per cui un errore lo si paga carissimo in queste condizioni. Dai che è uscito male, mi devo buttare al pettine. Sì, se si esce di mezza gomma fuori dalla traiettoria la curva non la fai mica, Altra posizione recuperata, ma la gara è ancora molto lunga. La gara però. Comincio ad essere nervoso con la guida e la cosa non va molto a mio vantaggio, perché dietro sento che mi si sono incollati tutti quanti. E quello che vedete dalle riprese è la visibilità più o meno che ho dentro il casco, per farvi capire quanta umidità c'è. Fortunatamente il mio Zampa ha un sistema di aerazione che evita l'appannarsi della visiera all'interno e, sapendo i problemi che ho avuto in passato, è una vera manna dal cielo. Vi ricordo sempre il codice sconto VADO10 sullo store Zamp, trovate il link in descrizione. No, sono uscito pianissimo! No! Calmo, incrocio! Porca troia! Perché? Che pollo! Ah, che errore da pirla! Mi sono fatto infilare sì come un pollo. Devo cercare di non finire ultimo almeno. Per l'onore delle armi, no? Vi ho risparmiato tante di quelle difficoltà che metà basta. Per fortuna siamo all'ultimo giro e mi dispiace dirlo, ma oggi non ero minimamente in giornata. L'ultimo giro ancora.
Mamma mia, è stata un'assurdità fare sta gara, porca troia. Già, non è stata la mia miglior gara e devo essere onesto, ho tanto da migliorare in queste condizioni, con poco grip e pista scivolosa, insomma, veramente. Non ho dato il 110% come avrei dovuto fare. Questa volta non c'entrano i kart perché veramente mi hanno sorpreso, anzi ne approfitto per fare i complimenti ai ragazzi della pista perché veramente hanno messo giù la flotta nuova di stecca arrivata giusto la settimana prima della gara in maniera impeccabile, per cui vi consiglio di andare lì se volete divertirvi un po'. E arriviamo a tirare le somme di questa stagione, partendo dalla classifica generale. Lì non avevo grosse pretese perché, sapendo che era una classifica riunificata che comprende tutti i piloti che hanno corso, insomma sapevo che c'era gente molto più forte di me che di sicuro sarei arrivato non in posizioni nobili. Infatti dovrei essere arrivato intorno alla 15ª, 16ª posizione, però comunque abbastanza buona, nella top 20, ci sta. Veniamo poi alla categoria Pro, che è quella che riunisce i piloti con più esperienza. Lì mi sono sorpreso, sono arrivato sesto a un punto dalla top 5, che probabilmente è il punto che ho perso a Pordenone, mannaggia la miseria. Però non mi posso lamentare, visto che anche lì c'è il discorso over 80 kg, insomma non ho fatto male. Ma veniamo al nocciolo della questione, ovvero la classifica over 80 kg. Se ben ricorderete, nel video delle qualifiche all'inizio mi avevo detto che sarebbero dovute accadere due circostanze per farmi diventare campione. Piccolo Mone arrivare a podio nella generale e io finire davanti a Peggo. Ebbene, la prima di queste due è avvenuta perché Piccolo Mone è riuscito ad arrivare sul podio della classifica generale a pari merito col fratello, se non sbaglio, per cui automaticamente non era più in corsa per il titolo over 80 kg. E qui però arriviamo alla beffa. Infatti, come avete visto, ho fatto una gara veramente bruttissima. Sono arrivato dietro a Beggo e lui ha vinto il titolo con 3 punti di vantaggio su di me. Gli faccio i complimenti, come faccio i complimenti a Piccolo Mone, perché sono stati veramente velocissimi per tutta quanta la stagione. Gli ho fatto un po' di fatica, anche se un paio di vittorie di categoria le ho portate a casa, per cui non mi posso neanche lamentare, ma ovviamente viene sempre ricordato il vincitore e non il secondo. Ho tanto da imparare da questa stagione, che è stata buona ma non perfetta. Per la prossima stagione ci sono tanti programmi in ballo. Ne approfitto anche per ringraziare tutti i ragazzi del campionato, nella persona di Marco, perché veramente mi hanno accolto a braccia aperte nel campionato, mi hanno permesso di registrare, comunque portarvi contenuti, racconto di questa stagione. Vi invito a seguirli su tutti i social che trovate in descrizione, perché giusto il sabato prima della gara è arrivata una gran bella notizia che mi fa veramente molto piacere, ovvero che il campionato Amici del Kart di Veneto è entrato ufficialmente a far parte del progetto RKC, Rental Karting Championship, ovvero il campionato dal 2022, ma anche da questa stagione mi è stato detto, vale come qualificazione per le rappresentative di Veneto, Trentino e anche Friuli Venezia Giulia, se non ricordo male, per quanto riguarda la finale nazionale rental che si terrà il 5 giugno 2022 a Messina, dove io non so se ci sarò, perché il programma della prossima stagione ha una concomitanza per cui difficilmente ci potrò essere, ma vi svelerò tutto quanto a tempo debito. Per questo video è tutto, per questa stagione di kart è tutto, spero vi sia piaciuta, vi invito a lasciare un like, attivare le notifiche ed iscrivervi al canale perché di novità per il 2022 ce ne saranno veramente tante. Vi faccio gli auguri, visto che questo video lo vedrete il 1° gennaio 2022, spero che abbiate passato bene il Capodanno e noi ci vediamo il secondo lunedì di gennaio, ovvero il 10 se non ricordo male, per il primo video del 2022. Da vostro Vodalmax è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!